Terza puntata di questa sitcom. Sì, questa sera in onda alle 20:10, ricordiamolo, su Antena 3. E dove andranno i due fratelli questa sera? Che tutto il pubblico vuol sapere. Dove andremo? No, e qui stiamo svelando un po' con la foto alle nostre spalle. Questa sera andremo a A Manhattan. 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 Non è molto in linea col nostro, No. ma ci piace lo Ci stesso. sta. Allora, no, ci sarà un'apertura bellissima sulla diga del Vajont, un momento estremamente emozionante, toccante. Dovrebbe E poi essere una sorpresa. doveva essere una sorpresa. Non saremo sulla diga del Vajont, mi dispiace, volevamo farlo ma non l'abbiamo fatto. E È successivamente... bello perché abbiamo detto teniamolo nascosto fino sui social. Questa sera si Ho aprirà. capito, però Hai teniamolo, fatto c'è il benissimo. Festival No, di Sanremo stasera, diciamo qualcosa che la gente almeno decide giro per 5 minuti anche Che su poi, questi no, due. che poi tra cioè, l'altro anche sta cosa deve finire, cioè nel senso noi deve andiamo in finire, onda. Sanremo No, deve finire. Sanremo deve Cosa stai finire. dicendo? Ma andiamo in onda alle 20:10, 10 minuti, un quarto d'ora e poi vai a vedere Sanremo, quindi non è che giusto? Sì, però sabato c'è la replica alle 20:50, quindi siamo in pieno Sanremo. Vabbè, ma Possiamo, stasera- cantiamo qualcosa anche noi, va bene, se volete. Ecco, mi stavo anticipando. Potreste cantare voi qualcosa? Fradei Corona, Corona, uno semo e st'altro che mona. non si sa Chi dei due sia il semo, chi dei due sia il mona. Saremo sul lago di Santa Croce, un grandissimo, bellissimo finale notturno sul lago di Santa Croce, veramente bella, emozionante, divertente, almeno così speriamo. Quindi, telespettatori davanti al televisore, perché? Perché la puntata di Una buona giornata di stasera è sicuramente meglio, più toccante, più divertente, più emozionante del Festival di Sanremo. assolutamente sì, quindi L'ho sparata ricordiamo... un po' grandina, No, no, va benissimo. Vabbè, guardo Manhattan. Alle 20:10 su Antena 3, mi raccomando, non mancate perché stasera ne vedrete veramente delle belle. Vi aspettiamo. Ciao.